Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli di oggi. Esami di maturità 2026, oggi la prima prova anche per gli oltre 42.000 nell'isola. Il commento di molti studenti alla fine del primo scritto, tra le tracce anche i piaceri del siciliano Vitaliano Brancati per l'analisi del testo. Catania, svolta nelle indagini sulla sparatoria di piazza Beppe Montana, arrestato un uomo per tentato omicidio plurimo aggravato da metodo mafioso. Per la procura si è trattato di uno scontro tra fazioni dello stesso sodalizio criminale. Terzo arresto per l'omicidio di Giuseppe Florio a Castiglione di Sicilia. Nel catanese fermata una 53enne che avrebbe avuto un ruolo nel delitto. Catechista condannato a 9 anni dal giudice di Enna per violenza sessuale aggravata e corruzione di minorenne. Avrebbe approfittato del ruolo ricoperto in ambito ecclesiastico per avvicinare 2 bambine. Miasmi nel siracusano. La procura apre un fascicolo per accertare eventuali violazioni nel polo petrolchimico. Cresce la protesta dei cittadini mentre istituzioni e politica chiedono interventi urgenti in attesa dei nuovi dati ARPA. L'ex governatore siciliano Raffaele Lombardo risponde ai magistrati di Gela nell'inchiesta sulla frana di Niscemi, oltre 2 ore la durata dell'interrogatorio. Calcio, sorpasso De Giorgio per la panchina del Catania, il tecnico calabrese in pole, ma resta forte la concorrenza dell'Empoli in Serie B. Bentrovati, apriamo il nostro telegiornale occupandoci degli esami di maturità, oltre 42.000 gli studenti oggi impegnati nella prova comune, quella appunto dello scritto di italiano. Ma come si saranno trovati gli studenti alle prese con le 7 tracce che sono state lette appunto negli istituti superiori intorno alle 8:30? E per capire proprio come è andata, noi oggi in Sicilia ci colleghiamo con 2 città, con Catania e con Ragusa. Le vedete collegate, le nostre Desiree Ferlito e Veronica Barbarino. Andiamo subito a Catania. Desiree. Sì, Roberto, hai detto bene, siamo davanti al liceo Lombardo Radice di Catania. Stanno per scadere le 6 ore a disposizione dei nostri ragazzi, termineranno per le 15 circa. Per tutta la mattinata hanno pensato, riflettuto, trasformato le loro emozioni e le loro conoscenze in un elaborato. Sono qui insieme a un gruppo di studenti che hanno terminato poco prima. Allora, com'è andata? Ma è andata bene, io ho scelto la tipologia 1. Quindi l'analisi certo è stato inaspettato, ci aspettavamo magari autori un pochino più vicini a quello che abbiamo fatto noi, però devo dire che la traccia su Cesare Pavese penso fosse collegabile un po' anche a quello che abbiamo fatto. C'era una visione della natura abbastanza aperta, quindi mi sono immolata in questa traccia. Allora, mi dicevano alcuni studenti che ci si aspettava l'intelligenza artificiale, che invece non è uscita. Anche tu te l'aspettavi? Mi aspettavo o l'intelligenza artificiale o sicuramente la globalizzazione. Però comunque ci si accontenta e poteva andare peggio sicuramente. Non sei soddisfatto? Poteva andare peggio. No, poteva andare peggio. Come è andata? Allora, spero bene. Io ho scelto la traccia C1, quindi il testo attuale, diciamo, e comunque in generale erano autori che personalmente non eravamo arrivati a fare, quindi fare la traccia A per me sarebbe risultato abbastanza difficile. Per te com'è andata? Quale traccia hai scelto? Io penso che mi sia andata bene, io ho scelto la traccia B2 che è la tipologia di testo argomentativo. Erano tracce personalmente molto aperte, quindi erano molto collegabili a diversi temi di attualità e comunque diverse tematiche che abbiamo trattato a scuola. Ovviamente la tipologia, come hanno detto anche loro, era molto distante da noi perché non sono autori trattati che abbiamo trattato appunto. Allora Roberta, inaspettatamente da quello che ci si aspettava è stata molto gettonata invece la traccia C2, quindi Mario Calabresi, il brano tratto da Alzarsi all'alba, dedicato appunto dal valore della fatica e dell'impegno. Vedremo come questi studenti domani affronteranno la seconda prova, che lo sappiamo sarà diversa per ogni istituto in base al percorso di studi dei licei e quindi in base al percorso di studi scelto dai ragazzi. Per adesso la linea allo studio.
grazie. Grazie naturalmente. Allora lì abbastanza soddisfatti gli studenti, a parte un poteva andare peggio, ma vediamo invece a Ragusa con Veronica Barbarino. Siete tantissimi, Veronica, un paio soltanto gli studenti da interpellare per questo collegamento. A te. Eh sì, buongiorno, siamo in diretta qua davanti all'Istituto Tecnico Commerciale Aeronautico Fabio Festa e con Nicolò, Francesco, Michela e Alex che hanno finito adesso. Manca l'ultima ora e poi l'esame, la prima prova è andata. Ma qual è stata la prima impressione, viste le tracce? Buongiorno, la prima impressione è stata che all'inizio non sapevamo cosa fare, soprattutto perché della tipologia ci sono usciti autori che non avevamo ancora fatto, non abbiamo mai preso in considerazione e quindi. Però, e qual hai scelto tra? Io ho scelto la tipologia B, che è un insieme da convenzione, analisi del testo e produzione scritta. La tipologia C, come hanno detto anche a Catania, è stata la più gettonata. Qui 2 ragazzi l'avete scelta? Sì, esattamente, abbiamo scelto la traccia C2, che era una traccia un po' più libera, dove potevamo comunque sbizzarrirci con le idee sulla fatica principalmente del campo. E domani ci sarà la prova di economia. Come ci stiamo preparando? Diciamo che per domani ci aspetta comunque un esame forse un po' più complicato, essere un po' più di preparazione. Perciò sicuramente pomeriggio passeremo esercitando sulla prova. Quindi pomeriggio di studio, poi in vista dell'orale nelle prossime settimane. Bene, grazie Veronica Barbarino. Ricordiamo naturalmente, l'hanno detto i ragazzi, domani la prova di economia nel loro istituto, ma per gli altri istituti citiamo semplicemente domani la prova di matematica per il liceo scientifico e quella di latino invece per il classico. In bocca al lupo ai ragazzi. Noi a questo punto voltiamo decisamente pagina, andiamo a Catania. Un uomo è stato arrestato per la sparatoria in piazza Beppe Montana in cui sono rimasti feriti 3 giovani. Secondo la procura si tratta di uno scontro tra fazioni dello stesso clan, ma sentiamo il servizio di Tonino De Mana. Uno scontro tra opposte fazioni dello stesso sodalizio. Non ha dubbi la Procura di Catania in merito alla sparatoria avvenuta in piazza Beppe Montana tra San Giovanni Calermo e Trappeto Nord, che ha causato il ferimento di 3 giovani, uno dei quali è ancora ricoverato nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale Canizzaro per una lesione alla terza vertebra lombare. A seguito delle indagini un uomo è stato arrestato per tentato omicidio plurimo aggravato dal metodo mafioso, detenzione illegale d'arma da fuoco e resistenza a pubblico ufficiale. Negli atti dell'inchiesta sono stati acquisiti video dei sistemi di videosorveglianza in cui, ricostruisce la Procura di Catania, si vede un gruppo di giovani allontanarsi dopo l'arrivo di un uomo in auto e di scooter con a bordo persone travisate che hanno aperto il fuoco ad altezza d'uomo. 27 i bossoli trovati a ridosso della piazza. E mentre gli agenti delle volanti sono arrivati sul luogo della sparatoria, i carabinieri hanno intercettato i 3 scooter con 6 persone a bordo. Durante l'inseguimento uno dei passeggeri è caduto per terra ed è stato bloccato dopo un breve tentativo di fuga. L'uomo, ristretto ai domiciliari ed evaso dopo aver manomesso un braccialetto elettronico, indossava un passamontagna e un giubbotto antiproiettile costituito da 2 libri avvolti in un lenzuolo. Nel corso dell'operazione i carabinieri hanno recuperato una pistola semiautomatica risultata rubata con un colpo in canna ed altri 12 nel caricatore. I carabinieri di Taormina hanno arrestato una terza persona nell'ambito delle indagini sull'uccisione di Giuseppe Florio, 66 anni, il cui cadavere avvolto con lenzuola e sacchi di plastica è stato abbandonato nelle campagne di Castiglione di Sicilia, dove è stato trovato il 26 aprile scorso da un passante. È una 53enne originaria di Sesto San Giovanni, nei cui confronti è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per omicidio emessa dal GIP di Messina. Le indagini coordinate dalla Procura di Messina, che si sono avvalse del supporto tecnico della sezione cyber dei Carabinieri di Catania, avrebbero fatto emergere un ruolo dell'indagata nel delitto. Un'inchiesta della Procura di Caltanissetta scuote il comune di Sommatino, chieste misure cautelari per 8 persone, tra i quali il sindaco Salvatore Letizia, la vice sindaca Mariangela Castellano e un assessore, il servizio di Rita Cinardi.
Ancora un terremoto giudiziario scuote il centrodestra nisseno. La procura di Caltanissetta ha chiesto il carcere per il sindaco di Sommatino Salvatore Letizia e per altre 2 persone, oltre agli arresti domiciliari per 5 indagati nell'ambito di un'inchiesta dei carabinieri su presunti episodi di corruzione legati alla gestione di lavori pubblici. I magistrati hanno chiesto al GIP Lorena Santacroce l'applicazione di misure cautelari nei confronti di 8 persone tra amministratori pubblici, funzionari e privati. Per il sindaco di Sommatino, esponente di Forza Italia, la procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere. La stessa misura è stata richiesta per Roberto Alotta, dirigente dell'ufficio tecnico comunale, e per Diego Caramazza, agrigentino, ritenuto dagli inquirenti coinvolto nella vicenda. Per la vice sindaca Menegela Castellano e per l'assessore Jean-Pierre Rumeo sono stati invece richiesti gli arresti domiciliari. Secondo l'ipotesi accusatoria, al centro dell'inchiesta vi sarebbero presunti episodi di corruzione legati all'affidamento e alla gestione di lavori pubblici nel comune nisseno. La prossima settimana gli 8 indagati compariranno davanti al giudice per le indagini preliminari per gli interrogatori preventivi. Avrebbe adescato delle 2 bambine all'epoca minori di 14 anni in ambienti ecclesiastici dove era molto attivo come catechista. È stato condannato a 9 anni e 4 mesi di reclusione. GR Italia. Un rapporto di fiducia tradito, secondo l'accusa, all'interno di ambienti ecclesiali frequentati da bambini e famiglie. Un uomo residente in un comune dell'Ennese molto attivo come catechista è stato condannato con rito abbreviato a 9 anni e 4 mesi di reclusione dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Enna. La sentenza riguarda 2 bambine, entrambe minori di 14 anni, che secondo quanto ricostruito dagli inquirenti sarebbero state adescate proprio nei contesti parrocchiali frequentati dall'uomo. Per una delle vittime gli abusi sarebbero avvenuti in più occasioni tra novembre e dicembre del 2021. Per la seconda bambina invece gli episodi contestati risalirebbero al 5 gennaio del 2022, quando si trovava ospite nell'abitazione dell'uomo e affidata a lui. Contestato anche il reato di corruzione di minorenne per i fatti che si sarebbero protratti fino all'aprile del 2023. La condanna inflitta dal giudice è stata superiore alla richiesta della procura, che aveva chiesto 6 anni e 8 mesi. Oltre alla pena detentiva sono state disposte l'interdizione perpetua da incarichi e contatto con minori, la sospensione da pubblici uffici e altre pene accessorie. Respinta anche la richiesta della difesa di accedere alla giustizia riparativa. Secondo il giudice il percorso avrebbe potuto comportare ulteriori conseguenze negative per le vittime. Dopo la sentenza i genitori delle bambine hanno trasmesso gli atti alla curia della diocesi di Piazza Armerina, già al centro delle polemiche per altri casi di abuso, chiedendo che vengano adottate misure per evitare qualsiasi futuro contatto dell'uomo con minori negli ambienti ecclesiastici. Tragico incidente nelle campagne di Ribera, nell'Agrigentino. Un agricoltore di 62 anni, Giuseppe Caternicchia, ha perso la vita dopo il ribaltamento del piccolo camion che stava guidando. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe tentato di uscire dall'abitacolo per salvarsi, rimanendo però incastrato tra il mezzo e lo sportello. E adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco, andremo a Priolo per la vicenda dei miasmi, è stata aperta un'inchiesta. Torniamo tra poco. E siamo tornati in studio, aria irrespirabile attorno al petrolchimico di Priolo, nel siracusano, cittadini infuriati. La procura apre un fascicolo e oggi pomeriggio in prefettura ci sarà il vertice con i sindaci e ARPA. Intanto si è acceso il dibattito politico per un problema che i residenti della zona denunciano da tempo. Francesco Aloi. Sulla questione miasmi anche la Procura di Siracusa vuole vederci chiaro. Per questo è stato aperto un fascicolo con l'obiettivo di accertare eventuali violazioni. Nelle ultime settimane attorno al petrolchimico l'aria è irrespirabile e a dirlo è chi vive nella zona. Tutto ciò ha acceso anche il dibattito politico. I senatori Ternullo, Forza Italia e Nicita, PD, hanno scritto ai ministri di Ambiente, Salute e Imprese. Non può esistere alcuna contrapposizione tra sviluppo industriale, tutela dell'ambiente e protezione della salute. Sono obiettivi che devono procedere insieme, dicono. Il deputato pentastellato Scerra parla invece dell'importanza della sinergia tra le istituzioni. I cittadini non possono continuare a respirare questi fettori insopportabili. Sono le parole della senatrice Musolino, Italia Viva. Ma la vicinanza al territorio, definito da molti quadrilatero della morte, arriva anche dal presidente della regione Schifani, che invoca risposte concrete e tempestive. Voglio che sappiano che il mio governo è al loro fianco, sottolinea.
Intanto, tra poco, i sindaci dell'area industriale insieme ad ARPA incontreranno il prefetto e lunedì sera dovrebbe esserci una manifestazione a Priolo, ma l'attesa più grande è per gli ultimi dati rilevati dall'ARPA. E dopo il vertice di ieri in Regione sulla crisi idrica, questa mattina il sindaco di Agrigento, Michele Sodano, lancia un avvertimento destinato a fare rumore. Siamo pronti, dice, a riconsegnare la fascia tricolore. I sindacati chiedono più acqua e garanzie per tutta l'estate. Il servizio. Se le rassicurazioni che ci hanno dato ieri verranno disattese, noi siamo tutti pronti a consegnare la nostra fascia tricolore. Perché chiaramente come cittadini ci troviamo oggi a essere in front office dei cittadini a cui vogliamo dare risposte. Il sindaco di Agrigento questa mattina rilancia l'allarme all'indomani del vertice in regione che ha riunito i primi cittadini della provincia di Agrigento. Una posizione forte maturata dopo l'incontro di ieri a Palermo, dove i sindaci hanno chiesto garanzie sull'aumento delle forniture d'acqua durante tutta la stagione estiva. Al centro della vicenda il braccio di ferro tra AICA e Sicilia Acque, mentre continua a pesare il debito accumulato dal gestore idrico. Quello che abbiamo chiesto è che Colianni si assicuri che Sicilia Acque non tagli le forniture alla nostra provincia di Agrigento per questioni finanziarie, perché l'acqua è un diritto inviolabile, non è un bene di mercato e deve essere garantito, al di là dei debiti che il gestore ha con Sicilia Acqua, un quantitativo minimo alla nostra provincia. Su questo tutti i sindaci erano d'accordo. I sindaci ribadiscono che l'emergenza non è legata alla disponibilità d'acqua negli invasi, ma a problemi gestionali e finanziari che rischiano di lasciare cittadini e attività economiche senza risposte adeguate nei mesi più caldi dell'anno. Dalla regione sono arrivati impegni economici e rassicurazioni. Adesso però i primi cittadini attendono risultati concreti, perché avvertono il diritto all'acqua non può più restare ostaggio di debiti, contenziosi e burocrazia. E di acqua continueremo a parlare dopo il telegiornale per le bollette pazze in provincia di Catania, il caos per gli importi esorbitanti delle fatture recapitate dal nuovo gestore idrico, la SIE, dalla parte dei cittadini, comitati civici e i sindaci. Lorena Dolci ne parlerà a Sicilia 24 Focus con il sindaco di Mister Bianco Marco Corsaro e la portavoce dei comitati civici Agnese Campisi. I vostri messaggi possono giungere alla linea WhatsApp 342 7455 005, l'appuntamento in diretta su questa rete dopo il telegiornale in streaming su siciliaweb.it. E adesso alla frana di Niscemi, o comunque alla vicenda legata alla frana, all'indagine, all'inchiesta. È durato poco più di 2 ore l'interrogatorio di Raffaele Lombardo davanti ai magistrati della Procura di Gela. Diversamente da altri ex governatori coinvolti, Lombardo ha deciso di rispondere alle domande degli inquirenti. Massimo riservo sul contenuto del confronto durato oltre 2 ore. Gerry Italia. Raffaele Lombardo, ex presidente della regione siciliana e leader dell'MPA, è arrivato al Palazzo di Giustizia di Gela poco dopo le 10 del mattino. Ad attenderlo i magistrati del Pool Frana, coordinati dal procuratore Salvatore Vella, che indagano sul dissesto che ha colpito il territorio di Niscemi lo scorso gennaio. Lombardo è stato ascoltato per oltre 2 ore, una scelta diversa rispetto a quella fatta dagli altri ex governatori siciliani già convocati. Rosario Crocetta e Nello Musumeci, così come l'attuale presidente della regione Renato Schifani, si erano infatti avvalsi della facoltà di non rispondere. L'ex governatore invece ha deciso di affrontare le domande degli inquirenti. Al momento però resta il massimo riservo sull'esito dell'interrogatorio e sulle dichiarazioni rese ai magistrati. Lombardo è indagato insieme agli altri 2 ex presidenti della regione e l'attuale governatore. Nel fascicolo risultano coinvolti complessivamente 13 soggetti, tra cui tecnici e rappresentanti delle strutture commissariali che negli anni hanno gestito l'emergenza idrogeologica nell'area. L'inchiesta punta a accertare eventuali responsabilità per disastro colposo e danneggiamento seguito da frana. Gli investigatori stanno ricostruendo il percorso delle decisioni prese negli anni e verificando eventuali omissioni o ritardi negli interventi di prevenzione in una zona da tempo considerata ad alto rischio. Maxi frode sul gasolio agricolo agevolato. La Guardia di Finanza di Enna contesta l'ottenimento illecito di oltre 120.000 litri di carburante e un danno erariale da 85.000 euro. Salvo Calacciura. Al centro delle indagini alcuni imprenditori agricoli dei comuni di Enna, Cerami, Leonforte e Pietraperzia che secondo gli accertamenti delle Fiamme Gialle avrebbero ottenuto indebitamente importanti quantitativi di gasolio destinato all'agricoltura, beneficiando così delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa di settore.
Il danno contestato all'erario supera gli 85.000 euro tra accise e IVA non versate. Le verifiche sono partite dai controlli sui beneficiari del carburante agevolato. Gli investigatori hanno accertato che alcuni richiedenti avrebbero dichiarato il falso agli uffici competenti, attestando di non avere impedimenti previsti dalla normativa antimafia. In questo modo avrebbero potuto acquistare carburante con una tassazione fortemente ridotta. E c'è un'altra pausa, torniamo tra poco con il calcio. Eccoci al calcio, sono giorni decisivi per la scelta dell'allenatore che la prossima stagione guiderà il Catania, il tecnico De Giorgio, conteso dall'Empoli. Sergio Colosi. Sorpasso De Giorgio per la panchina del Catania, ma in corsa c'è l'Empoli che offre la Serie B. Come Fabio Caserta è calabrese, giovane e ambizioso. Pietro De Giorgio, conteso da Catania ed Empoli, ha scavalcato Caserta nei piani del club di Pelligra. Ritroverebbe il direttore sportivo Fortunato Varrà e l'attaccante Salvatore Caturano, squalificato 6 turni nella prossima stagione, ma punto di riferimento di un reparto da potenziare che potrà contare su Forte e sul catanese Leonardi. 4-3-3 il modulo di De Giorgio, reduce dalla vittoria della Coppa Italia di Serie C a Potenza, sotto contratto ancora per 1 anno, ma pronto a liberarsi per abbracciare il progetto a vincere del Catania o la Serie B ad Empoli, con Tisci vicino alla società lucana. Più indietro Turati e Diana, per Caserta frenata brusca su mercato e aspetti contrattuali. Gioco ad incastro dal finale incerto sull'asse Sicilia-Toscana. Il Catania sarà ringiovanito, ma con l'obiettivo di vincere il campionato. Le linee sono tracciate da tempo, presto i nomi nelle caselle libere, a partire proprio da quella dell'allenatore. Il Palermo lavora a fari spenti su alcune trattative di calciomercato. Il DS Osti continua a pressare per l'Uvumbo del Cagliari, ma in parallelo piace anche Compagnon del Venezia. Sentiamo Marco Gullà. Al momento solo nomi, nessuna trattativa definita, ma il direttore sportivo del Palermo, Carlo Osti, lavora intensamente per regalare a Pippo Inzaghi una rosa di qualità. L'unica coppia già delineata è quella formata da Bagni e Peda al centro della difesa, mentre negli altri reparti mancano ancora tasselli da inserire. Il tecnico vuole un organico più profondo rispetto alla scorsa stagione, con ricambi capaci di mantenere alto il livello e di sostenere sia il 4-3-3 sia il 4-2-3-1. La società continua a monitorare diversi profili. Per l'attacco resta vivo il nome di Luvumbo, con il giocatore che piace per rapidità e capacità di creare superiorità. Resta da capire la formula dell'eventuale operazione con il Cagliari. In parallelo spunta anche Compagnon, esterno offensivo, reduce dalla stagione al Venezia. Sulle fasce restano d'attualità Cassandro e Di Mario, mentre tra i giovani osservati c'è ancora Alessandro Romano. Per la Porta invece Ioron va verso il rinnovo e il club lavora alla ricerca di un secondo portiere. Tra i nomi valutati spunta quello di Boris Radunovic, di proprietà del Cagliari e reduce dall'esperienza allo Spezia. Restano sullo sfondo anche De Planche e Belagus, ma il Palermo cerca un profilo affidabile per completare un ruolo che nella scorsa stagione è stato particolarmente delicato. Non ci sono altri aggiornamenti, dunque questa edizione del nostro telegiornale finisce qui. Vi lascio a Lorena Dolci, al nostro Sicilia 24 Focus e vi ricordo che il nostro telegiornale tornerà questa sera alle 19. A tutti un buon pomeriggio. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.